Amici sportivi di Telecittà, buon pomeriggio. Oggi domenica 9 gennaio le nostre telecamere sono allo stadio comunale Ceroni di Grisignano per la partita Grisignano-Almisano, incontro di calcio valido per il campionato vicentino di terza categoria Girone A. Cielo coperto, terreno di gioco in erba sintetica. In classifica solo 2 punti dividono le due squadre. Le formazioni: Grisignano in maglia bianca, Burlin, Barutti, Zilio, Rizzetto, Gaglio, Omenetto, Rosin, Piovan, Russo, Fedele, Tagliaro. A disposizione del mister Pietro Pasini, Menegon, Danieli, Orso, Vitale, Pin, Visentin. Almisano in completo rosso, Lora, Fracasso, Piccotin, Destrini, Vignaga, Danieli, Confente, Brendolan, Fernandez, Mizzon, Randon. A disposizione del mister Denis Volpato, Valente, Gallo, Pellizzari, Peotta, Carletto, Signorato. Dirige l'incontro il signor Aliani Potito della sezione AIA di Bassano del Grappa. Inizia col botto il Grisignano. Sul limite del fuorigioco, Fedele riceve palla sulla destra e scocca un tiro imparabile sul 7 alla sinistra di Lora, da Cineteca, e Grisignano in vantaggio. Vicinissimo al pareggio l'Almisano al minuto 17. Incertezza della difesa, da terra calcia Fernandez, ma Burlini ci mette una mano e salva. Su azione d'attacco tenta l'incornata Capitan Destrini, ma la palla finisce a lato. Il Grisignano si fa vedere in avanti con il nuovo entrato Visentin, che di sinistro manda la sfera sulla traversa. Minuto 41, è Confente che ci prova di sinistro al volo, alto. In chiusura di tempo, su traversone di Fedele, rischia la clamorosa autorete Fracasso, è solo angolo. Con le immagini montate da Nicola Gusella passiamo al secondo tempo. Si libera bene al limite dell'area Piovan, ma il sinistro dai 17 metri è alto. Passano 4 minuti e il Grisignano raddoppia. Al centro dell'attacco è ancora Andrea Fedele a concludere, stavolta di sinistro, doppietta personale. Premia ancora la squadra di casa, da Rosin, ottimo l'appoggio su Fedele, il cui traversone trova Lora incerto nella presa. Il tappin è di Andrea Piovan, Grisignano 3, Almisano 0. Dai 16 metri Randon cerca di sorprendere Burlin che si distende e para. Punizione di Confente, forte il suo sinistro centrale, respinge di pugno Burlin. Da azione d'angolo, palla a Fedele che prova la conclusione al volo. Il suo destro, leggermente deviato, sorprende Lora e fa poker. Terzo sigillo personale per il neoingegnere Andrea Fedele. Bella la punizione di Destrini al 43esimo, d'un soffio sopra la traversa. È l'ultima azione degna di nota. Fra Grisignano e Almisano finisce 4-0. Quale miglior regalo per il compleanno del presidente Marco Cracco. Siamo con Andrea Gaglio, capitano del Grisignano. Un commento sulla gara di oggi che è andata molto bene. Sì, diciamo che siamo partiti bene nel 2011, inaspettato anche, insomma 4-0 a mio modo meritato. Speriamo di finire meglio l'anno. Ecco. Avevamo pensato una squadra che segna poco, oggi ci avete così contraddetto. In effetti non è che abbiamo fatto sempre molti gol, però il gruppo sta crescendo, la rosa è buona, abbiamo una buona società, penso che possiamo dire la nostra fino alla fine. Pietro Pasini, mister del Grisignano, il vostro obiettivo per questa stagione 2010-2011? Ma speriamo di arrivare ai playoff, perché pensiamo di avere una squadra competitiva. Certamente qualche risultato è stato a nostro sfavore, però speriamo di un miglior proseguimento della stagione. Qualche assenza vi ha penalizzato nella prima parte della stagione? Beh, abbiamo avuto parecchi infortuni più tipo strappi, però adesso piano piano ci stiamo riprendendo e i risultati si vedono. Qualche giocatore cui dare il premio della giornata di oggi? Ma no, è meglio dare un grazie a tutti i ragazzi per l'impegno, sì, perché è meglio così. Allora lo citiamo noi, una tripletta del vostro centrocampista? Sì, beh, ovvio, ma se lo sappiamo che ha le caratteristiche per fare gol, solo che è meglio sempre che la soddisfazione e la vittoria sia di tutti. Ai nostri microfoni Denis Volpato, mister dell'Almisano.
La partita in salita, dopo pochi minuti il primo gol, un tuo commento sull'andamento della gara? L'andamento della gara è stato compromesso dopo i primi minuti, subendo, forse trovando un gran gol da parte della squadra avversaria che ha trovato il set della parte opposta, calciando defilato. Per noi la partita è stata sempre in salita, dobbiamo rammaricarci delle nostre assenze, abbiamo più di metà squadra fuori. Però voglio elogiare soprattutto i giovani che stanno giocando, che vengono dagli juniores, che oggi hanno dimostrato di poter dire le loro anche su una prima squadra. Speriamo che crescano di più e in futuro riescano a dare qualcosa di importante per l'Elmisano Calcio. Allora, il sintetico può avere penalizzato i ragazzi? Diciamo da una parte sì, da una parte no. Però veniamo da 2 mesi dove che allenamenti pochi su un campo da calcio. A causa atmosferiche abbiamo potuto allenarci in maniera molto discontinua, diciamo questo. Il sintetico può aver pesato come no. Comunque va bene così, speriamo di rimboccarci le maniche e ripartire meglio la prossima partita di campionato. Andrea Brendolan, giocatore dell'Almisano, un tuo commento su questa gara giocata sul sintetico? Il sintetico è un campo particolare, specialmente per noi che ci alleniamo sul ghiaccio da tutto l'inverno e anche prima, ghiaccio e fango. E questa partita qui è stata condizionata molto dalle assenze, e noi siamo senza molti giocatori e causa infortuni. Il campo ci penalizza molto di casa. E dobbiamo ringraziare i giovani che ci sono venuti in supporto, perché sennò non riuscivamo a fare 11 giocatori in campo. Qualcosa, un rammarico su come è andato il risultato finale? Il rammarico ce n'è poco, diciamo, perché sapevamo già prima di partire che vedendo quel gol lì che ci ha depistati non si può raddrizzare una partita così. E senza punte di ruolo così eravamo ridotti con un difensore addirittura come prima punta oggi, quindi niente, poche speranze.